Ok, dottor Cocco. D4, D5. Fiere F4, cavallo F6. Ok, lui sta giocando molto classico, probabilmente andrà di London System con E3C3. Io qui faccio C5, tanto in caso di presa di pedone appunto c'è E6 o comunque 6 prima o poi e andrò a riprendere il pedone. Cavallo C6 e ora lui farà C3, ok. Donna B6. Idea attacco B2, premo su D4, qui C4, se mi prende in B6 come ha fatto, l'apertura di questa colonna H mi fa stare da Dio. Eh, questo B3 però non mi convince, cioè comunque da Dio sto bene, però ancora non è, cioè è lunghissima. Qui credo di poter giocare B4 onestamente, perché su... Allora, se prende qui mangio in C3 e poi alla prossima ho cavallo B4, o anche 6 forse, devo rifletterci un attimo. Ehm... Se invece, se invece prendeva l'altro pedone, potevo andare a giocare con, ehm, con C3. Questa è l'idea. Cioè l'idea è qui che se lui al posto di prendere, poi lo vedremo meglio a fine partita, ma se avesse preso qui in B4, io avrei potuto spingere C3 e poi mi sarei mangiato il pedone. Ci sarebbe stata questa intermedia, mossa nel mezzo della variante che è molto interessante. Qui devo pensare un attimo a che fare. Ci sono tante mosse che sembrano molto buone. Eh, Forse andrei di cavallo B4 in effetti. Zoccolo duro, zoccolo duro. Grande GMFP. Ti chiamerò, anche se ora so il tuo nome, ti chiamerò sempre così. In live almeno. Ok, allora minaccio appunto banalmente il doppio in C2. Vediamo un po' qua. Ok, mangio a 2 e alla prossima c'è alfiere F5. Diciamo che sta partita sembra essere già finita. Non vorrei allargarmi, però sembra essere già finita. Se mangia 2 appunto rimangio. Mm, Non ha granché di mosse in questo momento. Eh, ok. Posso anche prendere in C4 probabilmente. Sì, mi sa che lo faccio. E poi faccio C2 alla mossa dopo. Ok, C2. Forse però ho fatto un errore qua. Perché c'è quest'alfiere che se gioca ai 4 non sono stato preciso. Ah no, cioè forse potevo fare di più. Però vabbè, cioè comunque C1 prendo. Ok, ora non so se vuole continuare a giocare. Sì, va bene. Devo stare un attimo attento a possibili idee con fiere B5 che in effetti mettono paura. Faccio alfiere E4, fiere 4 e poi cavallo B4. Cavallo B4 dopo. Ok, ok, interessante. L'idea è appunto quella di semplicemente sfuggire ai suoi attacchi per ora. Cioè lui sta provando una sorta di all-in perché la posizione è persa dal punto di vista, proprio da tutti i punti di vista. Ha delle idee interessanti, sì, vabbè, l'alfiere non si muove ancora L. Ha delle idee interessanti con alfiere B5 perché comunque minacciava alfiere B5 che poteva appunto fare qualcosina, non che fosse determinante, ma comunque almeno qualcosa. Però ora che mi cambia anche il pezzo,
non c'è che fare. Ricordatevi questo, regola generale, se siete in vantaggio cambiate i pezzi, se siete in svantaggio non cambiate pezzi, se no rendete tutto facile all'avversario. Oggi più 9 se vinco questa. Ok, io continuo a cambiare banalmente i pezzi. Ok, arrocco, poi faccio torre C8. Ok, qui Riccardo Galimenti hai azzeccato, eh. Cioè sta partita, le altre devo dirti che sono state interessanti. Questa un po' meno. Anche se comunque cioè, può essere interessante lo spunto di come andare a vincere velocemente se vi sbagliano l'attacco sul London System. Questa è la cosa interessante di questa partita, secondo me. Ehi, New Frank, ciao. Caro allievo, caro allievo. F5 dove per C5. Ok. Dai. Però abbandoni onestamente perché ho voglia di giocarne un'altra e poi di farvi vedere qualche idea di interessante qui. Ma non abbandona. Il che comunque ci può stare perché appunto lui non sa chi ha davanti, no? Non che abbia sto genio davanti, però nel senso... E insomma, ci sta che in determinate situazioni giochino. Forse ora è un po' eccessivo in questo momento. Sto pensando a come dargli matto. Allora, secondo me... Ecco, c'è matto in 3 perché se io prendo... No, non è matto in 3. Devo trovare il matto velocemente. Allora prendo lui giocare H5 e poi fa H4. Ok, forse l'ho trovato, no. Vabbè, niente ragazzi, faccio F4. Ehm, F6. Deve prendere. Qui è proprio un discorso di esercizio, volevo trovare il matto velocemente. E ancora F5 che evita lo stallo. Eh, Vabbè, G6. La torre qua. Pensavo ci fosse un matto più veloce, detto molto onestamente. Presuntuoso. Potrebbe essere, eh? Potrebbe essere, sì. Alcuni dicono sto cazzo. Non lo dico io. Ehm, si sa poco di questo personaggio. Un personaggio un po' strano, direi. Sicuramente appunto molto presuntuoso, questo sì. Ok, mangio. Vabbè, a sto punto, che dovevo fare? Ok. Oh, si è deciso, si è deciso. Finalmente. Se avete richieste sulle aperture, ditemi. O per chi avesse fatto il classico, ditemi. O ditomi. Va di Scandinava.
Non ho V4, mai l'ho vista. E io giocavo la scandinava. Ma oggi che è successo? C'era per F7. Si chiama Mrs. Non ho mai sentito sto nome. Quindi non può prendere in A5 perché li deve riprendere, poi mangiare con scacco e la partita finisce davvero in poche mosse. You're gonna see me shine, 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 walking on beams of light, 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 light. Ok, e così è successo. Forchetta è obbligato appunto a prendere in D1, togliere il D1 e peraltro... Ah, vero, c'è cavallo D5, vabbè, sono stato un po' scemo qui io, a non vedere cavallo D5. Ah, però ho abbandonato. Allora, andiamo a fare una nuova partita. Ok, niente gol e Zugertoft. Niente gol e Zugertoft. Grande insalata. Ma vi conoscete voi due, insalata e Gendele? No, perché secondo me sareste una bella coppia. Cioè, da quello che leggo qui, attenzione. Eh, voglio giocare qualcos'altro oggi, mi sono rotto della francese. Dai, gioco la scandina, va. Vediamo un attimo. No, mai sentito prima. Ma infatti, ma perché non vi scambiate i numeri? Siamo vicini a San Valentino, quindi comunque... Insomma, cioè, poi mi sentirei il cupido, no? Sarebbe bello. È che già insalata ha troppi appassionati. L'altra volta tutti cercavano insalata. Allora, qui in realtà siamo rientrati in una Ninzovic, cioè ci si rientra anche da un'altra variante. Diciamo che così a me non fa impazzire come gioca il bianco, perché vado ad avvoccarmi velocemente e premo molto contro D4. Se vedete, questo alfiere preme contro D4, questo cavallo pure, questo pedone pure, e con l'arrocco vado a premere pure, e oltre a questo vado a creare una... poi queste cose noi non le vogliamo sapere, eh? Sono accordi vostri. Io non ho letto. Occhio non vede, cuore non duole. Ultimo romantico. Mi eravate mancati, ragazzi. E poi soprattutto col Covid, insomma, sono in un momento ormai, potrebbe essere la mia ultima live questa, chi lo sa, cioè poi... Dio. No, non voglio fare black humor, prima che poi mi dicono, no, no, fa black humor. Sto scherzando, scherzando. Amici di YouTube. Amici. Vabbè, comunque, sto premendo molto contro D4. Eh, che cosa... Gendele, però parla come mangi, come si suol dire qui in Sicilia. Comunque sto premendo in tutti i modi su D4. E in questo tipo di varianti in realtà, cioè, che ricordano un po' l'Alapin, c'è cavallo C3 con l'idea che comunque viene scacciata la donna o si procura qualcosa. Ora, che qui non ci sia, diciamo per me è solo buono, cioè appunto per la mia posizione. Mi vado ad arroccare e vediamo un attimo qua. Che cos'è quello? Un polpo? Un polpo, il polpo pollo? Ha perso un tempo infatti. Ha perso un tempo. La cosa è come sfruttare questa perdita di tempo. Donne 4, cavallo C3, alfiere B4.
Queste donne 4, ma non sono sicuro. Vediamo, faccio alfiere B4. Vediamo un attimo. Cavallo C3. E donne 4 ora. Ok. Ok, così sembra interessante, però ho la sensazione che ci potesse essere di meglio in sta posizione. Ora lui qui si è beccato alfiere per F3, io alfiere per C3. Eh, ok. Però il fatto è che con donna 4 prende un pedone. Ah no, su donna 4 c'è torre per D5. Boom boom. Batti cuore, boom boom. Ehm, ok, gioco a 6 e poi faccio cavallo B8. Ok, ok. Gli spettatori aumentano perché? Perché vedono questa qualità di... Niente, basta, non dico più cazzate. No, non può essere, impossibile. Quella è sempre e comunque. Ever and ever. E ora questa cosa di torre per D5, madonna, che mossa. C'è qualcosa che non mi quadra, ma si può giocare. Incredibile torre per D5 qua. Non lo so, ragazzi, cioè non è niente di incredibile, è un'inchiodatura, però mi piace un sacco. Ok. Ok, andiamo di torre A5. E poi non lo so. Donna per H2? Non lo so. Ehm, Donna per H2 potrebbe essere un'idea. Però sono un po' attaccato in questa posizione. Sono un po' sotto attacco. Not so max. Grande. Grande o granda, nel caso di femminile. Minchia, bella posizione offensiva lui c'ha. Devo dire ragazzi che non mi sta piacendo per niente la posizione che ho ora. Ma proprio per niente. Nonostante comunque sia in vantaggio, però è una posizione che vi dico a tempo lungo sono sicuro che questa posizione si va a vincere. Ma Rapid con 5 minuti sull'orologio più complicata. Cioè, questa è una cosa, un consiglio che vi do. Quando giocate Blitz dovete capire che è un altro tipo di gioco e che più che precisione la cosa che bisogna fare è cercare di complicare il più delle volte. Poi è chiaro, se giocate bene posizionalmente è un altro discorso, però complicare la posizione può essere molto molto interessante. Soprattutto se state perdendo non fate la cazzata di cambiare pezzi, ma provate appunto a complicare la posizione. Lui secondo me ad esempio sta giocando bene, cioè sono sincero, secondo me sta giocando comunque lui bene. Per un'apertura fatta male, cioè ha giocato molto male in apertura, sono da stare comunque ad avere una posizione forte. Ehm, però, insomma, non, poi è stato preciso. Ora magari questo RB2 non ne capisco il senso. Non lo capisco questo RB2.
Magari c'è qualcosa che non sto vedendo, ma non ne capisco il senso. Forse a quel punto aveva più senso Re C2 per poter passare la torre. Lasciando perdere che io non mi sarei arroccato perché comunque da qua non è che stia male. Ah, ma mi sta cambiando i pezzi. Uno. Cioè, finita. Forse ho questa torre che non so come riposizionarla, questo sì. Però un modo si trova. Ok. Doveva fare B4. Oh, non capisco sta cosa. Giocava B4 e la torre... L'unico modo per salvare la torre era torre A4, torre A4, Re B3, potevo fare B5 e poi andarmene con la torre dall'altro lato. Ops. No, ho lasciato la torre sotto. Ma è incredibile. Incredibile. Ai ai. La devo rivincere ora. Cioè, è vinta, però proprio... Che cazzata, ragazzi. Che cazzata. Ecco, questo è per la presunzione. Questa è per la presunzione, vedi? Aveva ragione GMFP. Che mi sembra poi il nome di una radio. Non ci ho pensato prima, ci sto pensando ora. Radio GMFP. Così. Lo dico anche io. Ok. Ero sicuro cadesse in questo pacco, ve lo devo dire molto francamente. Sicuro 100%. Però, e per fortuna la posizione è vinta, ma ragazzi, ecco, io vi dico sempre, imparate anche dai miei errori, come lo dico ai miei allievi. Non fate, è un brand, minchia, ma è vero. Lo fondiamo un brand così? Ti faccio da socio. Ehm, Dicevo, imparate dai miei errori, che è una cosa che dico anche molto spesso ai miei allievi. Una cazzata che io ho fatto in questa partita è stata poi il alleggerirmi, il sottovalutare la posizione, il momento. Bisogna mantenersi vigili, non come la multa, no, vigili nel senso attenti, no? Mm, che battuta squallida, eh? E quindi niente, quindi questa è un po' la cosa. Lui è abbandonato. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!